150 chilometri dividono Padova da Fiumicello in provincia di Udine, 150 chilometri che verranno percorsi di corsa in 2 giorni da 6 gruppi di corridori per ricordare Giulio Reggeni, il ricercatore friulano ucciso nel febbraio del 2016 in Egitto. E c'era mamma e papà Reggeni, 2 persone che ho avuto già occasione di conoscere, che sono fantastici, hanno una forza d'animo incredibile e sono là che ci aspettano assieme ai vari, tra l'altro, sindaci per i paesi delle 6 staffette, perché la tratta di 150 km è divisa in 6 tratte e ci saranno dei gruppi podistici che faranno ogni singola tratta. Una corsa in giallo organizzata dall'associazione 1514 Oltre il Muro e patrocinata dal Comune di Padova. Per tenere alta l'attenzione sulla sua vita, sulla sua vicenda, che è una vicenda che ci tocca a tutti, lo sappiamo, è una vicenda che un domani può capitare a chiunque di noi, perché con i diritti umani, quando sono violati per qualcuno, un domani possono essere violati per tutti noi. Quindi tenere il faro, correre per i diritti, svegliarsi per i diritti è un messaggio che questa marcia vuole lasciare. Lungo il percorso sono previste 6 soste in cui i podisti verranno incontrati e dialogheranno con le istituzioni e il territorio. Durante tutto il percorso incontreremo anche altri sindaci, ci saranno le dichiarazioni di intenti, ci saranno soprattutto c'è l'impegno delle amministrazioni per rendere visibile questa causa, ci rende davvero molto orgogliosi.